ha detto giusto, il simbolo del sisma. Questa caserma vide 29 vittime tra i militari di leva che prestavano servizio allora qui, però è anche il simbolo poi della rinascita, nel senso da qui cominciarono a partire in maniera immediata i soccorsi e fu anche un luogo appunto di riferimento per i soccorsi e anche nei mesi successivi proprio anche per la ricostruzione. La caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli è ancora una volta cuore delle commemorazioni. Sotto uno splendido sole sventola fiero il tricolore italiano nella giornata di ricordo delle vittime del terremoto del 76, con un ricordo particolare per i 29 alpini che persero la vita nel crollo della struttura. Allora, a voi, il nostro più sentito grazie. E oggi noi qui vogliamo ricordare con riconoscenza quel lavoro al capo di Stato Maggiore. Signor Generale, il Friuli ringrazia e non dimentica. Il Friuli ringrazia e non dimentica. E non dimentica il contributo fondamentale e l'impegno dei militari dell'esercito nelle operazioni di soccorso e nella successiva ricostruzione del Friuli. In quel momento l'esercito, che rappresenta l'Italia, tutta l'Italia, si è messo a disposizione di un pezzo d'Italia, il Friuli, che orgogliosamente all'inizio voleva farcela da solo per dimostrare di non aver bisogno di nessuno, ma invece la solidarietà fu talmente forte, talmente spontanea, che commosse il Friuli intero. Quindi patria significa riconoscere i fratelli di altre regioni, di altre parti del nostro paese nel momento del bisogno. Quindi l'amicizia, la solidarietà, il fatto di essere fratelli in un'unica nazione si dimostra proprio nella tragedia. In quel momento l'Italia, tutta l'Italia, con l'esercito in prima fila, diede dimostrazione di grande solidarietà. In più ci furono i friulani che fecero la differenza. Alla cerimonia presente anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello, che ha ribadito nel suo discorso l'importanza del concetto di patria. Credo che sia stato un bellissimo esempio, verrà sempre ricordato a livello nazionale e non solo, e credo che a quel riferimento lì dobbiamo continuare ancora oggi noi a guardare e ad imparare da quell'esperienza. A tutto il popolo friulano la più alta gratitudine per l'esempio di dignità, coraggio e forza con cui ha saputo resistere e rinascere. Grazie di cuore a tutti. Viva il Friuli, viva gli alpini, viva l'esercito italiano e soprattutto viva l'Italia!